Non c'è regione che si salvi dai ladri di rame. La Sicilia, però, e in particolare la provincia di Agrigento, occupano comunque i primi posti nella classifica dei furti compiuti con una frequenza impressionante, finendo per costituire una vera e propria sfida alle forze dell'ordine che fanno di tutto per riuscire a stroncare il fenomeno. Ultima azione criminale in ordine di tempo riguarda 3 chilometri di cavi rubati in territorio di Racalmuto con pesanti disagi per la popolazione a causa dei telefoni rimasti improvvisamente senza linea. Da nord a sud i ladri di rame lasciano così il segno della loro presenza sul territorio, sfidando letteralmente, come dicevamo, le istituzioni. Le contrade prese di mira questa volta sono Pizzo Campana e Cometi di Racalmuto. I ladri la notte scorsa sono riusciti a portare via addirittura 3 chilometri di cavo della TIM, danneggiando i pali di legno lasciati pericolosamente inclinati sulla strada. Furti di rame nel recente passato avevano interessato lo stesso territorio di Racalmuto e quello del vicino comune di Grotte. Mai però i delinquenti erano arrivati a portare via tanti metri di cavo. La scoperta del nuovo furto è stata fatta quasi per caso dal personale della TIM chiamato a sostituire la vecchia linea con la fibra. Sicuramente i furti vengono compiuti da più persone, una vera e propria banda ben attrezzata che riesce ad evitare i fili dell'alta tensione, un rischio che non li preoccupa assolutamente. Diciamo che gli è andata bene finora.